Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alla città di Meda si affrontano per la 29esima giornata di campionato nel girone A di Serie C il Renate e la Calcio Lecco. Una partita importante per la classifica tra la quarta forza del girone e la sesta che rincorre i vertici dopo l'arrivo di Luciano De Paola in classifica. Ha cambiato marcia la squadra bluceleste. All'andata fu un pirotecnico 3-2 in rimonta per i Brianzoli, che ci provano subito all'assesto con Anghileri sulla destra, proprio il giocatore lecchese che mette dentro. Maestrello lavora un pallone, perde un tempo di gioco. Piscopo trova Ranieri che arriva di gran carriera per il calcio con il destro, ma palla che finisce alle stelle con il numero 4 in maglia nerazzurra. Ci prova il Lecco, pallone sulla destra per Nesta che sarà un fattore nel primo tempo. Dentro il pallone Ganz, al volo la risposta di Pizzignacco, poi un rimpallo Masini per Ganz che realizza con una rovesciata strepitosa. Simone Ganz all'11° centro stagionale, segna sempre lui. Splendido già il tiro al volo su cui Pizzignacco ha un gran riflesso. E poi bravissimo Masini a pescare il compagno con il colpo di testa nel cuore dell'area dove vive Simone Ganz, davanti all'area piccola. La mette dentro, ma con una soluzione tecnica strepitosa. La rovesciata vincente di Simone Andrea Ganz. 1-0 Lecco. Partita in salita per il Renate. Celeghin lancia a lungo a cercare Piscopo, grande stop, e poi Pissardo è bravo, non la tiene, ma la sporca dal piede del numero 20 del Renate, quel tanto che basta per salvare la propria porta. Rivediamo qui, grande giocata di Piscopo che salta secco Merlisala con lo stop a seguire. Poi Pissardo sceglie l'uscita con i tempi giusti al momento giusto. Calcio di punizione, 22esimo. Ranieri va sul secondo palo, il pallone in mezzo, la butta fuori Battistini, ma c'è fallo ai danni di Merlisala. Calcio d'angolo per il Renate, minuto 26. Nel cuore dell'area il pallone, non la prende nessuno. E allora Piscopo finisce a terra, si prosegue per il vantaggio. Anghileri dentro il pallone con il colpo di testa. Maestrello la insegue, prova a calciare con il mancino. Pissardo non la tiene. E poi la palla danza davanti alla porta. Vogliono il gol i giocatori del Renate, ma l'arbitro fa cenno, no, ho visto. Tra l'altro va poi a fischiare anche fallo sul portiere del Lecco. Rivediamo. Succede un po' di tutto nel cuore dell'area. Poi atterrato Piscopo, la palla che viene ributtata dentro, il colpo di testa di Chakir. E poi Maestrello chiude il mancino verso la porta di Pissardo che non la tiene, la prende in due tempi, la palla ovviamente non ha varcato la porta. Brivido però nell'area del Lecco, il numero di Celeghin che poi va a commettere fallo su Ganz. Non c'è il giallo per lui. Calcio di punizione. Molto rude nel primo tempo la partita, ruvida. Molti falli, soprattutto ai giocatori del Renate. L'arbitro tiene un metro simile per tutta la partita, tranne nei minuti finali, e non ammonisce. Calcio di punizione, uno schema Masini per Kraja che lascia partire un destro che si infila alle spalle di Pizzignacco. 2-0 Lecco. Erdis Kraja realizza ancora una volta, come in questo campionato, dalla lunga distanza. È uno schema, la finta di Nesta, poi Masini per il compagno che ha un calcio potente dalla lunga distanza. Lo ha fatto vedere spesso e volentieri nel corso di questo campionato. Si ripete, non ha aggressione di avversari e può prendere la mira per calciare. Il rimbalzo trae in inganno Pizzignacco, 35esimo dall'altra parte, cross dentro, ribattuto fuori
Celeghin. Corre Renate sulla sinistra. Ermacora. L'1-2 con Celeghin. E poi dentro il cross, che è un cioccolatino per il liberissimo Gavioli, che deve solo insaccarla. Il classe 2000 del Renate, che a inizio partita commette un fallaccio su Masini, non redarguito dall'arbitro, e non è presente in questa sintesi dopo 3 minuti. Poteva forse già essere negli spogliatoi. Va a realizzare il gol del 2-1 che accorcia le distanze per il Renate. 1-2 tra Celeghin ed Ermacora. Il cross dentro. Ed è bravissimo Gavioli, ma colpevole la difesa del Lecco che lo lascia liberissimo. 40esimo. Zeliak apre sulla destra dove c'è Nesta. Nesta, il cross perfetto per Ganz. Deve saltare un po' col corpo all'indietro. Non ha il ritmo giusto in questa azione. 45esimo però. Nesta non lo prendono mai lì sull'out di destra. Questa volta cross morbido. Ganz ci arriva con i tempi giusti e fa il 3-1. Doppietta per Simone Andrea Ganz in un primo tempo pirotecnico in cui il Lecco segna 3 gol fondamentalmente su 3 occasioni costruite. Anche qui la difesa del Renate decisamente non impeccabile, ma Nesta che bravo in corsa a offrire questa palla che ha i giri giusti per il compagno. 12esimo centro stagionale. Ganz che ora fa paura anche per la classifica dei marcatori nel girone. Deve solo appoggiarla in rete il numero 9. 3-1. Ecco che va in vantaggio pesante al termine del primo tempo. Mette già buona fetta del risultato in cassaforte. 50esimo ancora Lecco, dentro Nesta sempre dalla destra, poi Masini prova la conclusione ribattuta. Ganz incredibilmente questa volta non riesce a centrare la porta. Sul tap-in la schiaccia, ma la palla sorvola la traversa di Pizzignacco. Rivediamo Nesta, Anghileri la tocca in gioco aereo, poi Masini la mette giù, la staffilata, e Ganz incredibilmente si divora il gol del 4-1 e la tripletta personale. 53esimo. Celeghin apre per un compagno sulla destra, il traversone basso e poi Pissardo viene trafitto in uscita. Maestrello realizza il 3-2. Lecco che si fa uccellare dal Renate. Spaltro è entrato dalla panchina e cambi danno Acevoli una scossa all'inizio ripresa, poi Pissardo esce ma Maestrello lo fulmina, forse lo tocca anche. Fatto sta che è 3-2, partita riaperta. Il Pissardo non sicurissimo, i giocatori del Lecco vorrebbero il fallo, non c'è. Qui Lora scodella dopo che la palla ha toccato l'arbitro, la ruba Celeghin e poi contropiede del Renate. Chakir apre a destra dove c'è ancora una volta Rossetti, la conclusione con il mancino debole. Le polemiche, le proteste dei giocatori del Lecco, nervosismo in campo, proprio perché Lora non aveva ancora toccato il pallone, chiedevano dunque di ripetere la battuta. Poi Pasi centrato dalla panchina, va via, Celeghin lo stende, rosso diretto. Questa volta il direttore di gara Burlando non ha dubbi. Grande azione personale del giovane Vasic, arrivato dal Padova in prestito. Nel mercato invernale fallo sacrosanto il rosso qui per Celeghin che lo stende, fallo da dietro, si aspetta forse il giallo, estrae invece il rosso Burlando. 91esimo, Morosini perde palla, poi però ancora il Lecco con la conclusione, con il mancino di Battistini, sganciatosi dalla difesa. Buona qui la scelta di tempo per anticipare l'avversario, poi si ritrova lì il pallone. Non ci pensa 2 volte Battistini al limite dell'area con il sinistro. Inquadra la porta, ma non di molto. 96esimo, 6 minuti di recupero. Renate ci prova sino alla fine, ma finisce qui. Il Lecco espugna il Città di Meda 3-2, una vittoria di grande importanza nella rincorsa a un posto nobile nei playoff. Il quarto posto ora non è lontanissimo per la squadra di De Paula.